Se il poeta Giovanni Pascoli fosse nostro contemporaneo, credo sarebbe presente a questa mostra dell'illustratrice Giusy Gasparri, inaugurata oggi 12 aprile 2026, che prosegue fino al 3 maggio. Pascoli infatti riteneva che sia presente in ognuno di noi quell'entità infantile e innocente che lui chiamava, come sappiamo, fanciullino, cioè che mantiene viva la capacità di provare stupore e meraviglia di fronte alla vita. Una caratteristica che ti si attaglia perfettamente, Giusy, perché so che tu da quando avevi 2 anni, cioè praticamente da quando hai preso la penna in mano, hai iniziato a disegnare e addirittura mi dicevi che a casa tua, per farti stare buona, ti davano un foglio, una penna, una matita e tu disegnavi. Sì, è sempre stato, per me disegnare è sempre stato una necessità, proprio un bisogno di esprimere questo mondo interiore che avevo dentro, e quindi anche sin da bambina disegnavo ovunque, ovunque. E anche da ragazzina poi disegnavo sui diari dei compagni, facevo cartoline d'auguri, bigliettini, anche calendari, insomma un po' di tutto. Era proprio un bisogno di esprimermi così. Bene, illustriamo anche a chi sta guardando il servizio come li realizzi questi disegni, con quale tecnica? Allora, ci sono varie tecniche, principalmente le matite colorate. Però ultimamente mi sono dedicata anche all'uso della penna a sfera per i disegni in bianco e nero, e una tecnica che mi piace molto, la usavo già al liceo appunto per disegnare sui diari dei compagni, e mi piace molto come tecnica perché a seconda della pressione che si dà sul foglio si può sfumare come se fosse una matita, e quindi si può dare i volumi chiaroscuri ed è molto interessante. Sono circa 50 pannelli esposti con le varie tecniche, come dicevi tu. Per lo più tu ti ispiri al mondo animale, però ci sono anche alcune opere che vediamo come La madre col bambino e altre opere che sono anche in un certo senso di denuncia sociale. Sì, diciamo che questi in cui si vede un po' l'impatto del genere umano sulla natura, e quindi che il mondo animale sì è un mondo brutale, c'è la lotta per la sopravvivenza, però non è corrotto dalla fame di potere e dalla sete di denaro come il genere umano. E quindi c'è, per dire, in un'opera c'è l'impatto dell'inquinamento sulla natura, e La madre col bambino era appunto il concetto di dare una mano a tutti, dare una mano sempre, anche per quelle persone che hanno bisogno, che scappano da una situazione di guerra, di persecuzione, e bisogna darsi una mano tutti. Assolutamente. So che tu comunque sei, diciamo, una persona modesta e poi particolarmente emozionata perché questa è la sua mostra d'esordio, e quindi giustamente insomma tieni un profilo basso, diciamo così, da vera artista, perché i più grandi sono sempre più umili, però so che ti hanno addirittura contattato per disegnare le fasi di un processo di cronaca che si sta svolgendo in questo periodo, quindi insomma credo che di questa artista ne sentiremo ancora parlare molto, perché il suo talento piano piano in vari settori sta venendo fuori. Sì, è stata sicuramente un'occasione di crescita. Io volevo ringraziare la direttrice del Giornale del Bisenzio, Deborah Pellegrinotti, che mi ha contattata, anche la giornalista Francesca Cantagalli e Francesco Amistà, che mi hanno appunto contattata per realizzare queste illustrazioni. Bene, quindi vediamo che la sensibilità di Giusy Gasparri si sta mostrando, e anche il suo talento ovviamente si sta mostrando anche in questo settore. Allora,
Allora, Francesco Mariani, lei in questo caso ha fatto non solo da organizzatore e anche allestito la mostra, ma è stato soprattutto un talent scout, perché questa giovane artista che presentiamo oggi arriva da Taranto, si è trasferita in Toscana nel 2000, poi ha fatto gli studi di architettura, ma insomma ha capito che non era quella la sua strada, per cui si è iscritta alla Scuola Internazionale di Comics, dove si è diplomata e finalmente, diciamo, ha preso il volo. Per cui ecco, un grande merito a lei e a tutto lo staff per averla messa in luce. Sì, buongiorno a tutti. Io vorrei invitare le famiglie stamattina a venire a vedere la mostra e per tutto il mese di venire a vedere la mostra portando i loro figli, perché Giusy Gaspar io l'ho conosciuto qualche mese fa e insieme abbiamo progettato questa mostra, anche se devo dire lei era un attimo interdetta, non era tanto tranquilla, però sicuramente è una persona positiva e la Soffitta Spazio delle Arti è attenta a nuovi progetti. Questi nuovi progetti aprono nuove finestre sul mondo dell'arte e nella fattispecie per Giusy. Io l'ho paragonata in fase proprio a un film e questo film è il famoso mondo di Emily, invito tutti a vederlo, e questo è il mondo di Giusy. Giusy disegna con l'acquerello, disegna con le matite, la biro, ma fa un mondo veramente meraviglioso, soprattutto per i bambini. Gli auguro tanta felicità e di proseguire un percorso artistico che c'ha in pancia. Di bambini ne abbiamo già visti all'inaugurazione questa mattina, però possiamo dire che è una mostra che va dai 0 a 100 anni, perché come diceva Pascoli è un po' il nostro fil rouge in questo servizio, coltiviamo il fanciullino che è in noi. Ogni forma d'arte, dalla pittura alla scrittura, dalla musica alla fotografia, è un modo per esprimere ciò che si ha dentro. Io credo che questa mostra, oltre a essere bella e quindi meritevole di essere visitata, sia un modo anche per ritrovare il bambino che ognuno è stato e che può ritrovare appunto in questa mostra vedendo le varie illustrazioni. Buongiorno, poco fa parlavo con l'illustratrice per cogliere l'essenza di questa mostra. Bisogna riflettere un attimo sulla frase detta dal pittore Munch: l'arte è il sangue del tuo cuore, perché questa frase coglie proprio quello che l'illustratrice ci vuol dire, questa delicatezza, cioè mette in risalto la delicatezza sia nei disegni, nell'espressione grafica, nell'uso delle tecniche, soprattutto i colori ci trasportano in questo mondo fantasioso, dove appunto traspare la sensibilità, l'amore per la natura, per gli animali e questo mondo che ci riporta proprio alla nostra infanzia. Viene fuori il nostro essere bambini guardando queste cose che ha illustrato, le sue illustrazioni. Veramente una bellissima mostra e penso abbia successo perché merita molta attenzione. La mostra rimane aperta durante la settimana, escluso il lunedì, tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19. La domenica e i festivi, oltre che il pomeriggio, anche la mattina dalle 10 alle 12.